Radio Magica presenta Il treno lento. Roberto Piumini racconta la partenza del milite ignoto dalla stazione di Aquileia il 29 ottobre 1921. Giulio, la mamma e i nonni sono sul ponte che attraversa la ferrovia, fuori Aquileia. Il papà non c'è, perché è morto nella Grande Guerra, chiamata così non perché la guerra sia una cosa grande, ma perché ci hanno perso la vita 12 milioni di persone e altri milioni di persone sono state ferite o mutilate. Si vede uno sbuffo nero laggiù. Il treno, ancora fermo alla stazione di Aquileia, dopo le cerimonie e le musiche, si prepara a partire. Si sente un lungo fischio della locomotiva. Parte, parte! Sì, dice la mamma con voce strozzata. Il nonno e la nonna, come per un improvviso peso di macigno, si appoggiano al parapetto del ponte. Un altro fischio lungo e laggiù si comincia a vedere il muso della locomotiva nero contro il cielo biancastro di fine ottobre. Giulio guarda la mamma e dice: «Davvero il soldato non si sa chi è?» Lei non risponde subito. Raschia 2 volte la gola e dice: «Sì, hanno portato qui 11 soldati morti in guerra, che non avevano nome o parti di divisa o altri segni di riconoscimento. La mamma di un soldato disperso ha scelto una delle 11 bare. Dentro c'è un soldato che è stato chiamato milite ignoto, cioè soldato sconosciuto. A Roma lo metteranno in un monumento». Il vento della laguna sposta il fumo del treno verso le montagne, a sinistra. Giulio fa quasi un sorriso. Quel soldato, pensa, si chiama milite di nome e ignoto di cognome. «Come va piano», dice. Il nonno, senza voltarsi, a bassa voce: «Ci metterà 5 giorni ad arrivare a Roma, così la gente potrà salutare la bara». Si sente il ritmo delle ruote ora sotto il ritmo dello sbuffo. Il muso della locomotiva ingrandisce, ma lentamente. «Davvero nessuno sa chi è?» «Davvero, Giulio», dice la mamma appoggiandosi al parapetto come i 2 vecchi. Anche Giulio si appoggia per sollevarsi un po'. Si alza anche in punta di piedi per vedere meglio il treno che si avvicina. Viene spesso lì a guardare i treni. Gli piace moltissimo quando passano sotto il ponte, fragorosi, perché di solito vanno veloci, non come quello che sta arrivando. Quando passano gli viene il batticuore. Il macchinista del treno saluta le figure affacciate con un doppio fischio e a Giulio viene l'idea, come se il fischio fosse uno spruzzo d'acqua fresca nella mente. Se davvero nessuno sa chi è il soldato, pensa, forse il soldato in viaggio per Roma è suo padre. Il cuore comincia a battergli forte, più forte del solito, mentre il treno, sotto, col suo placido ritmo ferroso, scorre lento. Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su radiomagica.org/smartradio.